Benvenuti amici nel geosito paleontologico di Cava Duiduru, ci troviamo nel comune di Genoni. Il sito è molto famoso per l'abbondanza dei fossili, quindi ricci di mare, bivalvi, conchiglie, riferibili al Miocene, quindi parliamo di circa 20 milioni di anni fa. Però questo sito è molto importante per un'altra evidenza geologica. Alle mie spalle vedete quella che viene chiamata una faglia. Cos'è una faglia? Non è altro che un movimento delle rocce che scaturisce subito dopo dei movimenti tettonici. Noi vediamo per esempio questo grosso strato sulla mia destra grigio e a un certo punto dove c'è questa spaccatura scende di circa 3 metri. Questa non è altro che un'evidenza di un terremoto che è avvenuto circa 2-3 milioni di anni fa in seguito a dei movimenti della crosta terrestre. Questo è molto importante perché ci fa capire che in un passato non troppo lontano, anche se 2 milioni di anni ci possono sembrare moltissimi, però geologicamente parliamo dell'altro ieri, dove appunto la Sardegna è stata sottoposta a questi movimenti. Perché sono stati questi movimenti? Perché in quel periodo il Mar Tirreno, come lo conosciamo oggi, si stava ancora assestando e si sta assestando tuttora, perché appunto quei terremoti ai quali abbiamo assistito più o meno da un anno, 2-3 anni, ma tornando indietro anche agli inizi degli anni 2000, che hanno contraddistinto soprattutto a mare una piccola attività sismica e che in qualche modo hanno creato allarme, sono ancora riferibili appunto al nostro Mar Tirreno che si sta assestando. Quindi alle mie spalle vediamo uno di questi antichi assestamenti avvenuto circa 2 milioni di anni fa, quindi non ci dobbiamo preoccupare se anche in un prossimo futuro avvertiamo delle leggere scosse e dobbiamo sempre pensare al nostro Mar Tirreno che appunto si sta in qualche modo stabilizzando.